Anche se in queste ore il caldo, come ben sapete, sta colpendo quasi tutta l'Italia, però è destinato a cambiare. Infatti già da sabato 27 luglio, già dal primo pomeriggio, è in arrivo una bassissima pressione d'aria fredda che in contatto con la nostra pressione che sta oltre i 40 gradi scatenerà fortissimi temporali, quindi ci sono altissimi rischi di grandine, di tornadi, quindi diciamo un po' di tempesta un po' pesantuccia, quindi massima attenzione perché si scatenerà davvero l'ira di Dio, nel senso che ci saranno forti temporali molto intensi, quindi ci sono molte probabilità di forti nubifragi, quindi questo qua vale per il centro e per il nord Italia, non vale per il sud. Come sempre noi siamo penalizzati, vabbè è meglio così perché quando comincia a piovere chissà che combinerà, quindi forse è meglio così, quindi massima attenzione ragazzi. Sabato soprattutto sarà verso il centro in effetti un pochino, poi domenica si scatenerà sia al centro che al nord, quindi le temperature potranno addirittura crollare di 10 gradi improvvisamente, quindi rendetevi conto che da 40 si scenderà a 30, quindi vedete che aria fredda deve arrivare lì. Per dire questo, che le temperature possono calare tranquillamente di 10 gradi, sanno il fatto loro, quindi giustamente a rischio sarà Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, in effetti il nord e il centro Italia. Già dalla Toscana a scendere giù, già diciamo no, Reggio Emilia sì, ma già dalla Toscana non sarà Lazio in effetti, quindi non sarà proprio centro-nord, ma sarà soprattutto nord. Quindi diciamo un po' forse la Sardegna, la dorsale appenninica, ma poi questa è una perturbazione che colpirà prevalentemente il nord Italia. Quindi ragazzi massima attenzione perché ci sarà davvero un forte temporale, quindi evitate di mettervi, che ne so, sui sottopassaggi oppure di andare vicino al mare con l'auto, evitate sempre queste cose che a volte possono scatenare in qualcosa di brutto, quindi evitate se potete. Se vedete che l'acqua arriva subito vicino all'auto e comincia a salire, lasciate l'auto come dico sempre e rimanete lì e cercate riparo in qualche altura, su qualche cosa di alto, rimanete lì. Quindi come sempre ragazzi evitatelo, perché l'acqua non la ferma nessuno, quindi non ci sta nessuna cosa al mondo che riesce a tenere l'acqua, quindi ragazzi lasciate stare, lasciate l'auto con le chiavi e tutto e scappate. Quindi ragazzi questa perturbazione sarà, ripeto, per il nord Italia soprattutto, quindi sabato pomeriggio fino a domenica sera massima attenzione al nord Italia, rosa al nord, Piemonte, Lombardia, estate, quindi diciamo sono il nord Italia in effetti. Già dalla Toscana a scendere giù nulla ragazzi, siamo condannati noi del centro e del sud Italia ancora con questo caldo, quindi per il momento a sud e al centro non ci sarà, quindi rosa calore, calore, calore come a me a Salerno, quindi stai tranquilla, non è per noi questa allerta media. Mi dispiace ma dobbiamo ancora sopportare questa ondata di africano come la chiamano loro. Ragazzi vi auguro buon pomeriggio perché ormai ci sono quasi le 3 qua, vedo che già avete mangiato, chi sta lavorando, chi sta studiando, chi sta riposando, e ragazzi ci sentiamo più tardi. Ora mi faccio un bel caffettino, ci vuole, e semmai ci mettiamo un po' a riposare vicino al ventilatore un pochino, giusto per stare un po' freschi. Lo sa, ma se ne parla ancora. Qua io ho visto diciamo il mio meteo, quello a lungo, diciamo a 15 giorni, e qua non se ne parla proprio.
normale di pioggia, cioè io ho visto gli ultimi 15 giorni che verranno e ti posso assicurare che di pioggia qua non ci sta proprio niente, né in Sicilia, né in Campania, né in Calabria, perlomeno da noi non ci sta nulla, ci sta solo sta allerta media al nord Italia, ma riguarda solo loro, quindi a noi qua non arriverà nulla. Poi specialmente in Sicilia, figuriamoci, che so benissimo il caldo che fa lì, quindi ci sono state un sacco di volte, Catania, Palermo, Caltanissetta, lì davvero sembra di stare in Africa quando fa caldo. Quindi lo so come sta. Io quando vado lì da mia zia a Caltanissetta, dico zia, mi pare che qua stiamo in Africa. Lo so, si muore, si muore. Ogni volta che vado lì la zia fa pasta con la sarda, cannolo siciliano, astigliolo, quindi dice pane con la meus, pane con la pasta con la sarda, pane con la meus, astigliolo e tutte queste bontà, l'arancina, perché non si chiama arancino, in siciliano si chiama arancina. Quindi diciamo che quando vado là peggioriamo le cose, quindi dolci poi non ne parliamo proprio, pasti mandorle, no, no, la pasta martorana, quella di zucchero. Quindi quando vado là è un casino, assaggia qua, assaggia qua, assaggia qua e mi ritiro con qualche 5-6 kg. Quindi è meglio stare a casa. Vabbè ragazzi, vi auguro una buona giornata e ci sentiamo alla prossima. Il panino con la meusa, ragazzi, se lo andate a mangiare lo dovete mangiare maritato. Non le chiamano arancina, invece parecchi, sai, a Palermo la chiamano arancina. Non so perché. Il pane con la meusa l'ho mangiato a Catania, l'ho mangiato quello là maritato, quello col formaggio sopra, con la ricotta. Era la fine del mondo, la verità. Un pane con la meusa maritato. Comunque tutte specialità siciliane, si mangia bene in Sicilia ragazzi, dal pesce a tutto quello si mangia benissimo, e come noi della Campania diciamo siamo tutti uguali giù. Ciao Maria, ciao. Quindi quando andate a Catania andate al famoso mercato del pesce, la granita, lo so. Ma diciamo che in Sicilia ragazzi si mangia bene tutto, ma indipendentemente da cosa cerchi. Io ho fatto fiere quasi tutta l'Italia, quindi so tutti i prodotti diciamo tipici di ogni regione, come in Puglia ci sono le bombette pugliesi, come in Trentino Alto Adige ci sta il Brezel, ma io guardate ho fatto quasi tutti i banchi d'Italia, quindi conosco quasi tutte le migliori pietanze diciamo d'Italia. Ho fatto il pane carrasau, c'è la Sardegna, ho fatto la porchetta argentina, ho fatto davvero un po' di tutto, diciamo, come a livello di fiere, quindi conosco quasi tutti i prodotti, diciamo, tipici di ogni regione, quindi quando ho fatto il banco siciliano abbiamo fatto il pane con la meusa, il pane con la meusa maritata, l'arancina, avvocate, date sì, Friuli Venezia Giulia sì. Lo so Maria, sì, lei è tutto buono. Avvocatessa, sei fortunata, vabbè, domenica piove. Così la finisci di dire sto morendo di caldo. Qua moriamo noi di caldo, non tu. Sì, no, a me quella che piace moltissimo è il limone, quella là che fanno in Sicilia, la verità. Si sente proprio il limone, mi piace proprio assai. Poi la stigliola, la meusa, ma ci sono tante cose che tu mangi là che in mezzo, cioè lo street food in effetti è cibo di strada, io quando vado là mangio in strada in effetti, quindi la maggior parte preferisco, sì piove Maria in Lombardia, sì, Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia e Giulia, siete fortunati, domenica si abbassano le temperature, quindi ragazzi il problema resta di me e della signora siciliana qua. Quindi noi stiamo ancora nell'inverno, girone, noi stiamo nel girone dell'inverno qua. Voi domenica andate in paradiso, quindi siete fortunate. A noi ci tocca ancora il girone dell'inverno qua. Madonna mia, oggi si muove. Si
Sì, sì, pure io la pasta con la sarda, la zia ogni volta che va, sempre sta pasta con la sarda è buona, lo so, però è pesante. Poi l'arancino di là, ragazzi, quello non è un... quello è proprio una bomba, come la chiami, quello è una bomba in effetti, sia quella col ragù che quella col cotto, diciamo. E verrà anche da voi, ma quando, ma dico, l'ultima, mi sono dimenticato come è fatta la pioggia, la verità, non mi ricordo più. Non mi ricordo l'acqua com'è. L'avrò dimenticata forse. Io in inverno di quando viene il sole, quando viene il sole. E me invece dico quando piove. Quindi non siamo mai contenti ragazzi. Ma come dico io, ma non so piove è una cosa a metà, no? O fa troppo caldo, o piove sempre. Dico io, no, è una cosa a metà, non si può avere. Quindi per adesso, niente ragazzi, inverno. Maria, guarda, io sto qua, due ventilatori c'ho accesi. Perché il computer si spegne purtroppo. Perché non riesce la caloria, capì? Va in blocco, si blocca e si spegne perché si fa guai. Sì, sì, io stamattina sono sceso con la macchina, tutti i finestri, quattro finestrini abbassati. Le braccia erano proprio sudate sopra. Sai quando ti butti nell'acqua e esci fuori? Così sembravo io mentre portavo il braccio quello che sta fuori dal lato, diciamo qui. Pensa che c'ho un braccio più abbronzato e uno più chiaro perché metto la mano dal finestrino. Quindi quella sinistra è abbronzata e quella destra è bianca. Mamma mia, solo guidando, eh. Lega dice tu vai a mare e ti sei abbronzato. No, no, solo guidando, mi sono abbronzato solo il braccio sinistro. Vabbè ragazzi, ci siamo fatti due risate, ci sentiamo più tardi. Fate una danza della pioggia se proprio volete aiutarci a noi del sud. Mi raccomando, avvocatella, signora Maria, fate una bella danza della pioggia. Così viene a piovere pure qua in Sicilia e ci appariamo pure noi. Tanto voi domenica avete sicuramente la pioggia, noi no. Noi chissà quando arriverà, boh. Vabbè ragazzi, buona giornata, mi raccomando, danza della pioggia. Ciao a tutti ragazzi. Ciao avvocate, ciao Amelia, ciao signora Maria, ciao a tutti ragazzi. Bravo, fai buona.